potranno essere bloccati molti o pochi processi. Intanto non abbiamo i dati sicuri perché le corti e i giudici li stanno raccogliendo, va bene? Qualcuno parla di cifre allarmistiche, non sappiamo, eccetera, eccetera. Il Ministro viene in Parlamento e dice: attenzione, non vi preoccupate, solo l'1% dei processi sarà soggetto a questo abbattimento. E allora dov'è il problema? Questa affermazione vuol dire che per il resto funziona? Il 99% dei cittadini non si lamentano? Nell'1% forse c'è qualcuno ancora meno dell'1%.